Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale questa volta con Saira che sfila nei confronti di Oro FKS. Sympathy Trio all'esterno cerca di portarsi su Saira e dopo 150 metri passa a condurre. Sympathy Trio dunque leader al completamento della curva, 200 iniziali in 16,1, seconda posizione per Saira davanti a Oro FKS, poi in quarta posizione c'è Volto del Nord. Intanto i 400 sono completati in 31,4 e all'esterno cominciano a farsi avanti con Ruempest TFT che progredisce avanti a Venere Breed, mentre c'è una terza ruota da parte di Unica Kagemar, la più sollecita fra i penalizzati. Unica Kagemar in breve va su Sympathy Trio e viene con decisione dopo un giro esatto. Sympathy Trio però accelera, parziale in 14,9 davanti alle tribune con Sympathy in vantaggio e all'esterno Unica Kagemar lungo la corda. Rimane Saira davanti a Oro FKS, al largo Ruempest, il chilometro se ne va in 1,18,8, al largo anche Venere Breed e quindi Scaccomatto. Sono ora appaiati Sympathy Trio e Unica Kagemar che completano i 3/4 di miglio in 1,34, il parziale in 15,2 per arrivare a metà corsa. Sympathy Trio si mantiene in vantaggio e si sono formate pariglie, tutte pariglie dopo quando manca un chilometro alla conclusione. Al secondo passaggio davanti alle tribune Sympathy Trio controlla Unica Kagemar, intanto c'è la terza ruota di Virtuale che scatta un giro dalla conclusione. Virtuale con cattiveria va su Sympathy Trio, supera Unica Kagemar, squalifica per Scaccomatto. Intanto Virtuale prende sotto tiro Sympathy costringendolo ad accelerare. Ora la corsa ha cambiato decisamente velocità e c'è un parziale ora in 14,3 con il quale Sympathy Trio cerca di replicare a Virtuale che insiste. A contatto rimane Saira, poi Unica Kagemar. Gli altri faticano a progredire per il momento e Sympathy Trio vende cara la pelle contro Virtuale che insiste comunque al suo esterno. Curva finale a metà della quale i due di testa sono ancora alle prese, Sympathy e Virtuale. A contatto rimane comunque Saira, più indietro cerca di rinvenire anche Vessillo S, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo. Sympathy Trio in vantaggio, attacco di Virtuale, l'ultimo deciso attacco, si difende Sympathy sul palo. Sympathy Trio ancora riesce a salvarsi dal finale di Virtuale che con un giro conclusivo all'esterno non riesce comunque ad aver ragione di Sympathy Trio che Marco Stefani porta al successo in questo Tris Quartet Quintet in chiusura della giornata all'Arcoveggio. Al terzo posto finisce Saira dopo aver seguito i duellanti fino sul traguardo, fin dalle prime battute. Saira, che era stata la più lesta, rimane in quota fin sul traguardo e coglie il terzo posto, mentre più indietro a completare il Quartet e Quintet ci sono probabilmente Vessillo S che si salva da Boys Going In e Unica Kagemar finiti molto vicini. Ci sarà probabilmente fotografia per il quinto posto, perché quarta dovrebbe essere Vessillo AS. Andiamo a rivedere le fasi finali. Il successo per Sympathy Trio che si salva di precisione ma nettamente sul traguardo dall'affondo di Virtuale che è secondo. Al terzo posto per Saira, al quarto Vessillo AS, precede probabilmente Boys Going In e Unica Kagemar che finiscono in fotografia stretta. Aspettiamo quindi l'ordine d'arrivo ufficiale della giuria. È tutto per questa lunga giornata di corse dal Ippodromo Arcoveggio.